Blitz del generale Antonio Pappalardo con tanto di delegazione al seguito a Palazzo Ferrofini, sede del Consiglio regionale a Venezia, per presentare una nuova proposta politica, ovvero dichiarare con un referendum consultivo la proclamazione della Serenissima Repubblica di Venezia. Abbiamo depositato presso il Consiglio regionale del Veneto, abbiamo depositato un referendum per la raccolta delle firme per proclamare il Veneto, la regione Veneto, uno Stato confederato, Serenissima Repubblica di Venezia, all'interno dello Stato confederale, come noi ci proponiamo che accada. Per il generale Pappalardo è tempo che l'Italia si trasformi in Stato confederale con 6 Stati confederati: Padania, Serenissima Repubblica di Venezia, appunto, Etruria, Partenopea, Sicilia e Sardegna. Dalla Sicilia fino al Trentino Alto Adige. È venuto il momento di fare questo referendum. L'abbiamo presentato e siamo sicuri che arriveremo al nostro obiettivo. Obiettivo che a breve vedrà la raccolta delle firme in tutte le piazze anche del nostro territorio. Perché la gente non ne può più. Signori, vogliamo dimenticare che oggi il Paese è nelle mani di un governo che fino a ieri inneggiava al fascismo. Obiettivo che, non è escluso, punti proprio dritto dritto anche verso la conquista di un posto alle prossime regionali del Veneto. Alla fine, ecco, abbiamo depositato l'atto è stato protocollato e da questo momento noi inviteremo i popoli veneti, esclusivamente i popoli veneti, a firmare questo referendum per far sì che ritorni il Veneto ad essere Serenissima Repubblica di Venezia.